La notte bianca della legalità è stata organizzata da Associazione Magistrati e Ministero dell'Istruzione. I tribunali di 4 città italiane aprono le porte a 1200 studenti. L'inviata è Felicita Pistilli. Vediamo. Buongiorno a tutti ragazzi, venite, accomodatevi. A tu per tu con la giustizia nei luoghi della giustizia. I ragazzi delle scuole qui a Napoli, ma anche a Genova, Roma e Palermo riempiono i tribunali. Spiegheremo come si tiene e come è articolato un processo penale. A lezione di legalità, diventando protagonisti, indossano la toga sopra una maglietta che è la stessa indossata oggi da magistrati e avvocati. Oggi la legalità assume una forma concreta. È un fascio di speranza e di luce per la nostra generazione che in questo periodo sta andando un po' a cadere. Le difficoltà di una generazione a confronto con le esperienze di chi ogni giorno lavora con il diritto e parla di diritti, si discute di bullismo, di internet, anche di corruzione. I ragazzi ne pagano le conseguenze soprattutto per le difficoltà che la corruzione crea nel sistema paese. Il coro giovanile del San Carlo porta in tribunale il riscatto dei ragazzi dei quartieri più difficili di Napoli, ma soprattutto rompe la formalità. Questo avvicinamento alle strutture, ai magistrati, a tutti coloro che siano nell'ambiente, toglie le barriere e i pregiudizi che in genere si hanno sulla distanza fra il servizio giustizia e i cittadini. I corridoi si riempiono di scarpe da ginnastica e sorrisi. Parlando di legalità si riflette sul futuro e a farlo a sorpresa arriva anche il calciatore del Napoli, Koulibaly.